Un consiglio molto motivato con ragazzi giovani e anche molto preparati nei vari settori chiaramente. La scelta di aver scelto appunto un presidente nell'ambito del Prosecco è un po' per premiare quello che sono stati i successi di questo fenomeno, chiamiamolo Prosecco degli ultimi 10 anni. Però chiaramente l'attenzione è rivolta a tutti quelli che sono i reparti e i settori dell'agricoltura trevigiana e anzi far sì che il Prosecco sia anche da traino ad altre specialità e prodotti di alta qualità che abbiamo sul nostro territorio. E da parte sua, dal suo punto di vista personale, che cosa si augura? Ma io parto da un presupposto che comunque i nostri produttori hanno ormai delle conoscenze e una preparazione che è ad alto livello, perciò sulle materie prime si può migliorare, si può come in tutte le cose portare dei miglioramenti, però credo che si parta già da una base ottima. Quello che magari è da valorizzare è il prodotto in sé, farlo conoscere, cercare di dare una spinta commerciale a questi tanti piccoli e medi produttori che necessitano appunto di trovare un mercato che soddisfi le loro richieste e le loro proposte. Oggi è un momento in cui tutto il processo di democrazia associativa che prevede ogni 5 anni il rinnovo delle cariche all'interno della nostra associazione giunge al momento di presentazione alle istituzioni trevigiane e non solo della giunta della Coldiretti di Treviso, eletta nel corso di 94 assemblee di sezione, 12 assemblee di zona che hanno portato appunto alla nomina di questi attuali dirigenti. È un momento importante perché sono coloro che porteranno avanti il progetto di Coldiretti, che sostanzialmente mette al centro la tutela dell'impresa attraverso la salvaguardia del vero Made in Italy e delle produzioni territoriali nei confronti della tutela anche della salute dei cittadini. E quali sono state e quali saranno le sfide maggiori di Coldiretti? Sicuramente avere la capacità di focalizzare l'attenzione dei cittadini tutti sul fatto che le nostre produzioni rappresentano per loro la tutela, quindi educare sempre di più al consumo delle produzioni locali, delle produzioni del territorio che anche a partire dal vino stesso rappresentano una salvaguardia non soltanto della qualità del prodotto ma anche dell'ambiente del territorio. Purtroppo oggi ci troviamo di fronte a una situazione per la quale spesso il produttore agricolo viene un po' indicato come colui il quale tende a inquinare, no? Oppure a utilizzare prodotti che non sono a norma. In realtà non è vero, perché vivono gli agricoltori all'interno del territorio e tutto quello che fanno lo fanno per il bene comune e soprattutto per la salute del territorio stesso e anche perché loro stessi consumano i cibi che poi vendono ai produttori.